Eder. Mech. Pallister. Il caso Resinovic, l'omicidio svelato dalla scienza e il giallo di Trieste che cerca ancora un colpevole. Non è stato un suicidio. È un omicidio. Questo è quanto emerge con forza dalla nuova perizia disposta dalla Procura di Trieste, frutto di un lavoro meticoloso condotto dal team guidato dalla professoressa Cristina Cattaneo. Tra i massimi esperti di medicina legale in Italia. Una verità che ribalta l'impostazione iniziale delle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, la 62enne dipendente della regione Friuli Venezia Giulia. Scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 3 settimane dopo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. La perizia collegiale, disposta dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, ha dissipato ogni dubbio. Liliana è stata uccisa il giorno stesso della sua scomparsa, tra le 9 e le 11,30 del mattino. La chiave di questa scoperta risiede proprio nella scienza, nel meticoloso esame condotto dai consulenti incaricati, che hanno analizzato ogni dettaglio anatomopatologico, incrociandolo con i dati circostanziali. Il contenuto gastrico della donna ha permesso di determinare con precisione l'ora della morte. L'uvetta presente nello stomaco, ancora integra, è compatibile con la digestione iniziata dopo una colazione effettuata tra le 7 e le 7,30. Un processo digestivo interrotto bruscamente entro 2 o 4 ore. Il corpo di Liliana non sarebbe mai stato spostato, è rimasto per tutto quel tempo nel luogo in cui è stato ritrovato. Ed è lì che è avvenuto il delitto. A mettere definitivamente in crisi l'ipotesi del suicidio sono le lesioni riscontrate sul corpo. Lesioni che, come ha spiegato la professoressa Cattaneo nel suo documento, non possono essere ricondotte a cadute accidentali o traumi autoinflitti. Colpi al capo e al labbro sono stati inferti in un momento immediatamente precedente alla morte, segno inequivocabile di un'aggressione violenta. Non siamo nel campo delle opinioni, questa è scienza, ha sottolineato l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope Legale del fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Secondo Gentile, la consulenza della Cattaneo disintegra l'ipotesi traballante del suicidio e di una morte accidentale. Le ferite e i segni di violenza distribuiti sul corpo di Liliana raccontano una storia di colluttazione, di un'aggressione subita in un momento in cui la donna non era sola. Chi l'ha colpita lo ha fatto con forza e con rabbia. Non si è trattato di un episodio casuale, né del gesto di un folle o di un balordo incontrato per caso. L'assassino ha agito con l'intento preciso di simulare un suicidio. La messa in scena, come la definisce la procura, è evidente e goffa. Un esempio su tutti è il cordino trovato intorno alla busta di plastica che avvolgeva la testa della donna, un laccio lasso, del tutto inutile, incapace di stringere o soffocare. Liliana è morta soffocata in altro modo, non certo per strangolamento con quel filo. Un dettaglio che testimonia un omicidio improvvisato, frutto dell'impeto, messo in atto da chi non aveva esperienza in simili delitti e non si era preparato a cancellare ogni traccia. Un delitto di prossimità, maturato nell'ambito delle relazioni personali di Liliana. Lo ha ribadito con forza l'avvocato Gentile, che da tempo sostiene questa pista. Lily è stata intercettata, durante il suo percorso la mattina del 14 dicembre, da qualcuno che la conosceva, spiega. L'assassino si trovava nel cerchio ristretto delle conoscenze della donna, un amico, un conoscente, forse qualcuno di cui si fidava. Non un predatore sessuale, non uno sconosciuto in cerca di soldi o preda facile. E di certo non una rissa occasionale. Chi ha colpito Liliana aveva un movente personale. Gli ultimi movimenti della donna sono stati parzialmente immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. La si vede prima vicino ai cassonetti dei rifiuti, dove si reca per conferire la differenziata. Qui c'è certezza che sia lei. La si riconosce anche nei pressi della scuola di polizia. Poi, una figura simile alla sua appare in piazzale Gioberti, anche se l'immagine è meno nitida. Ma, osservando gli orari e il tragitto che la donna avrebbe dovuto percorrere per recarsi in un negozio di telefonia verso le 9, tutto torna. La presenza di Liliana in quei luoghi, in quelle ore,
è plausibile e coerente con le sue abitudini. Restano da chiarire alcuni dettagli tecnici, come la sincronizzazione esatta degli orologi delle telecamere, ma ormai, secondo Gentile, questi aspetti non sono più centrali. Più importanti sono le tracce emerse dalla perizia, formazioni pilifere, un fazzoletto, una piuma. Indizi che raccontano errori commessi da un assassino inesperto, che ha agito in preda all'urgenza e che forse non era solo. Non esistono delitti perfetti. Soprattutto questo, che allo stato non si può definire un omicidio premeditato, osserva Gentile. Chi ha commesso questo fatto e chi ha potuto poi aiutare a creare questa messinscena ha commesso errori evidenti. L'opinione pubblica resta profondamente divisa. In tanti hanno creduto per mesi alla pista del suicidio, forse perché era la spiegazione più semplice in un contesto all'apparenza tranquillo. Una donna con una vita ordinaria, circondata da persone insospettabili, alcune delle quali appartenenti alle forze dell'ordine in pensione, come ex poliziotti o ex carabinieri. Ma è proprio in questo ambiente così normale e apparentemente sereno che si è consumato un omicidio. E forse, come sottolinea Gentile, è stato anche un bene che l'attenzione mediatica sul caso sia rimasta così alta, un interesse che ha spinto gli inquirenti ad approfondire e a non fermarsi alle prime interpretazioni. Ci sono più possibilità di una profondità di indagine che avevamo chiesto sin dall'inizio e finalmente è arrivata, afferma l'avvocato. Oggi, con la nuova consulenza, il fascicolo è stato riaperto contro ignoti. L'omicidio di Liliana Resinovic cerca ancora un colpevole, ma la cerchia si stringe. La scienza ha tracciato il perimetro entro cui cercare. Un perimetro fatto di conoscenze, amicizie e rapporti personali. Il tempo degli alibi potrebbe presto finire. E il giallo di Trieste potrebbe finalmente avere un volto e un nome. Andrea Sempio, in un contesto di particolare complessità emotiva e giuridica, si proclama fermamente innocente rispetto alle gravi accuse a suo carico. La sua posizione è che non ha alcun legame con il tragico omicidio di Chiara Poggi, una vicenda che continua ad attirare l'attenzione pubblica e mediatica. Sempio sottolinea come la sua innocenza sia supportata dalla fiducia della famiglia Poggi, che non ha mai vacillato nel sostenerlo. Il legame con Marco Poggi, il fratello della vittima, rimane saldo nonostante le circostanze. Da un punto di vista legale, Andrea si sente sereno, confidando che il percorso giudiziario sancisca la verità e confermi la sua posizione. Tuttavia, è la dimensione mediatica della questione a pesargli maggiormente, provocando un malessere che accompagna le dinamiche delle indagini in corso. Dal punto di vista pratico e personale, Andrea desidera riprendere il controllo sulla propria vita quotidiana, lo afferma il suo avvocato, Massimo Lovati, evidenziando il desiderio del suo assistito di tornare alla normalità e alla propria routine. Sempio, che lavora in un negozio di telefonia, ha preso alcuni giorni di ferie dopo essere stato nuovamente coinvolto nelle indagini, ma sembra essere intenzionato a rientrare al lavoro. Questa decisione riflette la consapevolezza che le indagini potrebbero prolungarsi nel tempo, secondo quanto dichiarato dal suo legale. Intanto, Andrea attende con ansia e fiducia gli esiti degli esami genetici che potrebbero risultare cruciali per la sua posizione. Recentemente, è stato sottoposto, su disposizione della procura, a un prelievo forzato del DNA, in quanto una traccia genetica è stata rilevata sulle unghie di Chiara Poggi. Questo importante tassello investigativo non richiede la partecipazione delle varie parti coinvolte nello svolgimento delle verifiche, il che implica che gli esiti potrebbero essere comunicati senza preavviso. L'avvocato Lovati ha espresso che la scoperta dei risultati potrebbe avvenire in una forma inattesa e improvvisa, rappresentando un ulteriore capitolo nello sviluppo di questo articolato caso giudiziario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.